Adesso parleremo dei caldereri. I caldereri, cosa c'erano? C'erano degli operai che aveva, diciamo così, dei doti artistiche, se vogliamo. Perché sti caldereri, che sarebbe il calderai in lingua italiana, lavorava a rame. E rame. Io vendevo foglie una volta, a astre intere, ma che c'era pochi che poteva comprare il rame cotto. E io comprava quello crudo perché costava manco. E cucinava con una fiamma, sta miera di rame, e dopo io tagliava in secondo di tutte quante quello che ora doveva formare, e se formava secci, che il seccio portava acqua, il seccio portava vino, il seccio era anche come ornamento, e che c'era tanti secci che c'era proprio ornai di figure allegoriche, di figure dei condottieri, di figure, non so, di ua, di panocce, di roba, ecco, di tutto. E questi qua c'era da mattina e sera, chi batteva sempre, con i vari martei di tutte le forme, a baia, a pino, in tutte le maniere, poaretti, veramente poaretti, quei che c'è sola di queste botteghe che lavorava con questa roba, perché da mattina e sera era senza sosta. Non che muoveva mai un minuto, perché c'era gente operosa che veniva dalle montagne della Valteina, da lontano, e veniva e si trasferiva a Venezia. Va bene? Ecco, mi ricordo queste botteghe perché c'era ancora Fio e che ne esisteva ancora in Canareggio, verso Rialto, e la prima roba che faceva la mattina era inversiva a bottega e esponeva tutti i lavori che aveva fatto il giorno prima, e li metteva tutti fuori, attaccati in alto, li piccava su sta traversa di legno che c'era, e ahí metteva i secci, e ahí metteva le caraffe, e ahí metteva i gotti, e ahí metteva i vasi, li metteva via di tutto, e caldiere della polenta, e caldiere poi economiche, che c'era qui, che sue economiche, si toglieva l'acqua calda per mettere sulle minestre, per fare la polenta, per fare tutto quello che serviva. E questi c'erano i caldereri.